Bentrovati e bentrovate Estate Giovani. Oggi siamo a Belpiano per il campo delle elementari delle parrocchie dei Santi Gervasi Protasi e di Sant'Anna a Rapallo. Andiamo! Qual è il titolo o il tema del campo? Come titolo abbiamo scelto Gettiamo l'ancora. Dato che siamo nel Giubileo della Speranza, abbiamo voluto mantenere un po' questo filo conduttore della speranza per farci accompagnare in questi giorni, e lasciandoci anche un po' ispirare da un'immagine che aveva lasciato Papa Francesco proprio sul Giubileo, abbiamo scelto l'icona dell'ancora per indicare proprio un segno di speranza, e da lì abbiamo cercato di rendere più semplice, più fruibile questo tema ai nostri bambini. Quanti sono i bambini? Si conoscono tra loro? Hanno dovuto fare conoscenza? Come sono amalgamati? I bambini sono una trentina, siamo 34, e si conoscono abbastanza perché comunque vivono, pur essendo di due parrocchie diverse, un tessuto cittadino che poi è lo stesso, quindi la scuola è quella, le associazioni sportive sono quelle, quindi c'è già un cammino durante l'anno, poi camminiamo abbastanza insieme anche da livello pastorale con le due comunità, e questo è solo un ritrovarsi praticamente in un'esperienza certamente più significativa, però che fa da punto d'incontro di un cammino più ampio. Il tema del campo è legato alla speranza, che è anche appunto il tema del giubileo di quest'anno. Come si fa a fare comprendere questo concetto a bambini comunque delle elementari che comunque sono piccoli? Allora abbiamo scelto un'immagine semplice, che è appunto quella dell'ancora, e appunto spiegare ai bambini che l'ancora non è soltanto appunto qualcosa che ti lega e ci evita di perderci nei momenti di difficoltà, ma è anche quella a cui possiamo appenderci per trovare la nostra strada. E abbiamo declinato il tema della speranza in vari modi, tra cui la fiducia in se stessi e per gli altri, e abbiamo parlato anche dei momenti di difficoltà e di quanto un singolo gesto può avere un impatto. Usiamo spesso delle attività molto pratiche, per esempio molti disegni, molti colori, e gli diamo anche la possibilità di esprimere. Ci mettiamo di solito a cerchio, a squadre, e parliamo del tema, e vedo che sono comunque molto interessati all'argomento. I temi di cui si parla al campo poi bisogna comunque fare in modo che facciano poi parte anche della vita quotidiana del campo, in tutti gli aspetti, dal servizio al gioco e la vita quotidiana del campo. Sì, no, assolutamente. Poi il nostro intento è quello di trasmetterle appunto dei valori, dei temi che magari nella vita di tutti i giorni passano un po' inosservati, passano oltre per la frenesia, per appunto la velocità con cui si vive la vita di tutti i giorni. Quindi sicuramente stare al campo è un'occasione appunto di comunità, per stare insieme, vivere comunque dei giorni di gioco, di comunità, di stare insieme, ma anche appunto l'occasione per trasmettere questi temi, valori che trattiamo appunto poi al campo, che come detto nella vita poi di tutti i giorni spesso passano inosservati, e quindi ecco, questo è sicuramente uno degli obiettivi principali. Tra i lavori che avete fatto al campo ce n'è stato anche uno con le tempere. Ci puoi spiegare come funzionava, che scopo aveva? C'erano dei secchi pieni di acqua e abbiamo preso la tempera e ognuno ha messo la sua goccia, che ha fatto la differenza, e abbiamo parlato della differenza che
se non c'era una goccia di qualcuno l'acqua era meno colorata rispetto a come era venuta con tutte le gocce di tutti. Per te cosa significa la speranza? La speranza è qualcosa in cui puoi sperare, che può accadere, ma con impegno e fatica. Sì, appunto serve impegnarsi, anche al campo magari si vede questa cosa. Ovviamente, però la speranza può essere anche in una guerra, perché la speranza che finisca, perché ce ne sono troppe e ci deve essere la pace. Ci spieghi perché, diciamo, legato al tema del campo c'è questo simbolo dell'ancora? Perché l'ancora è simbolo di speranza, io lancio l'ancora e così mi attacco e così cammino più facilmente e così arrivo al mio sogno più facilmente. Cos'è per voi una cosa che per voi è un'ancora che vi aiuta comunque quando nei momenti difficili? Prendere un bel voto di matematica, italiano, tutte le materie così. Per me una cosa che mi fa sperare, che mi fa rialzare, sono gli amici, la famiglia che mi incoraggiano a rialzarmi e non mollare, non gettare mai la spugna. Quindi i miei genitori mi hanno sempre aiutato a fare queste cose qui, soprattutto i parenti. La famiglia per me è come la mia unica speranza. Gli amici, perché mi fanno sperare in qualcosa, poi mi fanno ridere, perché ridere per me è una cosa molto importante, divertirmi per me è anche una cosa molto importante, gli amici mi aiutano a fare questo. Per me un'ancora può essere delle persone anche buone che possono aiutare gli altri che sono più in difficoltà, i genitori e i familiari. Per me è la famiglia e gli amici, perché quando tipo ho bisogno mi aiutano a vivere bene, ad aiutare quando ho bisogno di aiuto. I miei amici, i parenti, perché mi incoraggiano e mi rialzo e continuo. Vai. Il mio gatto, Perché? Spiegamelo. perché anche se mi graffia molto spesso, quando lo prendo in braccio è carino. Oggi a Villanoce per i campi delle parrocchie di Santa Margherita Ligure con i ragazzi di quarta quinta elementare e prima seconda media. Vediamo. Qual è il tema di questo campo? Il titolo che abbiamo voluto dare al campo è Sogno e Son Desto. È un invito ai ragazzi presenti qui a Villanoce a sognare in grande, quindi a sognare qualcosa di bello per la propria vita, a partire dalla capacità di dono della vita stessa, e con un gioco di parole, perché generalmente diciamo sogno o son desto, invece in questo caso sogno e son desto, quindi prenderci la responsabilità del pezzo di mondo che viviamo e sognare, quindi essere capaci di essere promotori di bene lì dove siamo, essere desti dentro la vita. Come si collega questo anche alla realtà del campo o comunque alla realtà quotidiana dei ragazzi e delle ragazze? Abbiamo scelto di sviluppare questo tema su 4 filoni. Il primo è il mio sogno, quindi partire dall'ascolto dei desideri profondi di vita, dei desideri di bene, di crescita e di freschezza che i ragazzi esprimono proprio in questa stagione della loro vita, quindi il mio sogno.
Dal secondo giorno in poi abbiamo sviluppato il tema del sogno degli altri su di noi. A volte ci sono delle pretese che ci chiudono, delle pretese che bloccano i nostri desideri e i nostri sogni di futuro. Allora è stato bello poter esprimere anche quelle che sono le nostre paure, senza avere proprio la paura di non riuscire a raggiungere i nostri sogni perché qualcuno impone una propria visione sulle nostre vite. Quindi il sogno che ha Dio sulla nostra vita, che è un sogno di bene, un sogno di amore, la possibilità di fare dono della nostra storia per gli altri e in ultimo appunto essere sognatori dentro la storia, quindi a partire dalla realtà del nostro piccolo paese di Santa Margherita, essere responsabili nella cura delle relazioni, nella cura della nostra casa comune, nella cura della propria vita interiore, è un modo per essere desti sognando dentro la storia. Visto che il titolo del campo è Sogno e son desto, c'è qualche sogno, qualcosa che hai capito anche durante il campo che vuoi lavorare per concretizzare? Allora, innanzitutto un mio grande sogno sin da quando sono piccolo è diventare un calciatore e diventare famoso. E per me questo campo è stato una grande esperienza che ci ha fatto continuare a crescere i nostri sogni e ci ha dato un'opportunità. Io ho lo stesso sogno perché giochiamo insieme, anche io vorrei diventare un calciatore e questa esperienza è stata utile perché ci ha fatto capire meglio come dobbiamo credere, come dobbiamo andare avanti per migliorare, per arrivare ai nostri obiettivi. Un mio grande sogno è diventare una ballerina professionista e questo campo mi ha fatto capire che comunque i sogni non si fanno soltanto mentre si dorme, ma anche mentre siamo svegli e i nostri desideri possono... Per me il mio più grande desiderio è diventare una criminologa da grande. Ho capito che affrontando le mie più grandi paure vorrei riuscire a realizzare il mio sogno. Stesso sogno di diventare un calciatore, ma anche quello di non litigare più con mio fratello, dato che litighiamo sempre. Ecco, su non litigare con tuo fratello come ci si può lavorare secondo te? Cosa hai capito che puoi fare magari tu? Far pace con lui, stargli molto accanto e tante cose così. Orefice. Orefice? Sì. E cosa hai capito da questo campo su quello che sono i sogni, su come fare? Che ci si diverte tanto. E io vorrei diventare una dottoressa e ho capito che non bisogna farci influenzare dagli altri sui nostri sogni e affrontare le nostre paure per realizzarlo. Vai! Allora il mio sogno è diventare un calciatore e quello che ho capito in questo campo diciamo che non bisogna aver paure se si hanno affrontarle senza aver paura di questo e basta. Anch'io ho la sua stessa passione. Questo campo ho imparato a capire come credere e dare il massimo. Anch'io voglio diventare un calciatore, però io sono un portiere, quindi mi piace fare il portiere. E questo campo è una cosa molto bella perché stai un po' con tutti e ti diverti molto con gli altri e ci sono giochi molto divertenti e fai una nuova esperienza. Il mio sogno è diventare un portiere famoso. Qua mi diverto tanto. Abbiamo fatto tanti giochi. Il mio sogno è di girare tutto il mondo da grande e di studiare qualcosa sul turismo e in questo campo mi è piaciuto tanto, soprattutto tutte le animatrici che ci sono e abbiamo fatto tanti giochi e tante cose belle insieme. Il mio sogno è aprirmi un salone, magari tipo di parruccheria o comunque estetica e qua abbiamo imparato che comunque c'è per realizzare un sogno bisogna comunque sconfiggere le paure e qua ci aiutano anche a farlo e poi ci aiutano anche comunque a non pensarci alle paure, magari ad affrontarle. Il mio sogno, io non ho proprio un sogno, però spero di essere sempre felice e di continuare la mia vita, con il mio stile. Invece il mio sogno è diventare un'artista non troppo famosa, però un po' famosa, e qui qualcuno mi apprezza e mi danno consigli, quindi mi sento accettata, quindi sono felice in questo campo. Il mio sogno è diventare una cantante famosa
perché mi piace molto cantare, mi dicono che sono anche molto brava, quindi vorrei diventarlo sempre di più e impegnarmi molto di più. Diventare una cantante famosa. E cosa hai capito da questo campo, magari su come ci si può lavorare, sui propri sogni, su cosa è importante per i propri sogni? Che per fare un sogno si deve sconfiggere la paura, se non lo fai puoi anche non fare il tuo sogno. Il mio sogno è diventare una cantante, una ballerina da grande oppure avere un buon lavoro, e invece secondo me questo campo ci ha fatto imparare che i sogni si devono realizzare senza avere paure e sempre superare gli ostacoli. Io da grande vorrei diventare una stilista e questo campo mi piace molto perché c'è un gioco che è il mio preferito che si chiama Lanciarossa. Il mio sogno è diventare la proprietaria di un albergo perché mi piace molto e vorrei anche studiare le lingue perché le trovo molto interessanti. Io non ho proprio un sogno preciso, però vorrei anche stare bene e vivere. Ho anche un sogno che non vorrei che ci fossero più guerre. E questo campo mi piace molto perché ho imparato che le paure bisogna superarle anche se sono anche un po' difficili. Io ho un sogno che vorrei diventare una campionessa di snowboard. Diventare una sincronetta professionista, e questo campo ti fa imparare molte cose sui sogni e sulle tue paure. Il mio sogno è di diventare una ginnasta famosa e questo campo ti fa imparare un sacco di cose molto giuste. Come vedi, ragazzi, in questo campo, avendo fatto da un po' di tempo l'animatrice? Guarda, per me ogni anno è una scoperta nuova, anche se io, come dico, è una vita che faccio i campi, però anche se si dice che i ragazzi adesso magari non ascoltano, invece vedo che nei momenti di riflessione sono molto attenti e dicono anche delle cose molto belle. E poi ho notato che è proprio un momento che loro tirano fuori quello che hanno dentro, no? Che magari a casa qualcuno ha scritto che non è ascoltato, e qui hanno il modo di conoscersi, anche di tirare fuori le loro paure, tutto quello che hanno dentro. E per me appunto è un'esperienza sempre bella, un dono grande. E io veramente ho chiesto sempre a Gesù: fammi fare i campi finché posso, e mi sta veramente soddisfando il mio sogno, visto che il tema è il sogno. Questo è il mio sogno e lui lo sta veramente realizzando. E sono bambini, ragazzi, che seguite anche durante l'anno col catechismo? Sì, ora non questi specifici, io ho un altro gruppo, ma sì, poi li vediamo anche durante l'anno. E più che altro, sì. A Santa, che comunque è abbastanza piccolo, vi conoscete un po' tutti, comunque anche... Sì, però poi alcuni ragazzi scopri che non l'avevi mai visti, te li perdi. Comunque sì, è un bel lavoro, infatti nel chiederci cosa ne è della catechesi, in realtà il modo migliore per evangelizzare io credo che sia questo.